Parliamo ora delle diverse iniziative messe in campo per il prossimo fine settimana in occasione dell'inaugurazione delle nuove vie di Gorizia, nuovo polo commerciale che sorge nel cuore del capoluogo isontino. Presentazione di una manifestazione, per la prima volta le nuove vie in festa, Ursic. Allora, le nuove vie, questa nuova associazione che si pone come obiettivo quello di vivacizzare il centro storico di Gorizia. Allora, nelle giornate di sabato 28 e di domenica 29 maggio abbiamo allestito un programma estremamente ricco che comincia con un format di Parma, la società 900, che ci presenta un mercato estremamente importante e variegato che si chiama Belli e Buoni. Cioè loro avranno una 60 di stand con tutte le eccellenze gastronomiche in rappresentanza di tutte le regioni italiane, oltre a dei banchi di artigianato e di modernariato di alto, veramente alto livello. A questo abbiamo voluto abbinare anche un mercato delle specialità slovene, non solo delle nostre zone vicine, parliamo del Collio sloveno e della zona del Vipacco, ma soprattutto di quelle che sono le zone più interne della Slovenia e che forse sono più sconosciute ai più, e quindi mi riferisco alla zona della Stajerska, della Bela Krajina e delle Polianske doline. Per quanto riguarda poi dopo i negozi, noi rimarremo aperti sabato 28 fino alle 23 e domenica 29 fino alle 20, e ovviamente attueremo uno shopping day con degli sconti, con delle promozioni particolari. Abbiamo fatto un co-marketing con le terme di Olimia, per cui metteremo come premio dei soggiorni gratuiti per 2 persone presso queste terme, e soprattutto ci sono diversi buoni acquisto gratuiti che tutti i soci dell'associazione Le Nuove Vie hanno messo in palio. La nuova giunta comunale di Tor